Potere al popolo. Potere al popolo, potere al territorio, potere anche a tutte le donne di vestirsi come a loro pare. Ne parleremo nelle prossime ore su queste frequenze, un eco molto importante al trafiletto che compare quest'oggi sul quotidiano Libero, che riguarda quel cantautore iraniano condannato a 74 frustate, oltre a mesi e mesi di carcere. Mehdi Yarrahi. Ne parliamo, ne parliamo. Intanto certamente le ultime notizie, minimo. La BCE va verso il taglio di 25 punti. Esageriamo? Ne volevamo un po' di più, però certamente lentamente la situazione per chi come il sottoscritto ha un mutuo migliora, ma molto lentamente. Su tutti i siti la frase della Schlein sul riarmo. Il riarmo un errore, dice la Schlein. Nel PD larga condivisione, cosa che non ci sembrava assolutamente leggendo le pagine dei quotidiani quest'oggi. La Schlein rileva invece che la maggioranza ha tre posizioni diverse. Salva Milano muore in Senato, così la segretaria del PD quest'oggi in apertura del sito del Corriere, ma anche su Repubblica al Consiglio europeo, c'è anche lei, la Schlein in Europa per parlare con i suoi. La Schlein ha detto no ai fondi di coesione per le spese militari, la maggioranza ha tre posizioni diverse, anche qui l'apertura di Repubblica. Vediamo l'ANSA. Von der Leyen dare all'Unione Europea e a Kiev le condizioni per difendersi. La Presidente della Commissione UE, il piano di riarmo da 800 miliardi aiuterà la difesa dell'Unione e dell'Ucraina. Mentre ricordiamo che Macron ieri sera ha offerto ombrello nucleare, vuoi ombrello nucleare all'Europa contro Putin. Ne parleremo tra pochissimo, tra adesso, perché siamo in attesa del senatore Claudio Borghi Aquilini, ma nel frattempo mandiamo anche la canzone indipendente. Assolutamente sì. Un pezzo forte, potente, dall'ultimo album di Enrico Ruggeri, La caverna di Platone, un pezzo dedicato ai giovani che non sanno più accettare le sconfitte. Si intitola Come prima più di prima.
Una canzone davvero forte da ascoltare e da riascoltare, dedicata proprio ai giovani, come sono cambiati i giovani in questi ultimi anni, anche dopo, anche e soprattutto dopo il Covid, ma specialmente con l'avvento dei nuovi mass media tecnologici. I giovani non sanno più accettare le sconfitte, non sanno più accettare un no, soprattutto alla partner, ad esempio. 8 minuti dopo le 11 era Enrico Ruggeri, come prima, più di prima. Non riusciamo a contattare per il momento Claudio Borghi Aquilini, peccato perché volevamo proprio un aggiornamento sulla situazione riarmo nazionale, piano di difesa europeo, cosa decideremo. Chiaramente aspettiamo il discorso della Meloni e su questo siamo molto, molto curiosi. Nel frattempo, certamente, mandiamo in onda il Qui Parlamento registrato con un ricordo che ha portato in aula proprio lo stesso Claudio Borghi Aquilini l'altro giorno e poi ci ritroviamo perché la promessa del Sammy Varin è quella, è minimo, è già, devo leggere i vostri tantissimi messaggi sugli argomenti del giorno. Se volete scrivere anche quello che non avete ancora fatto, non avete ancora mandato, e mandatevi il vostro pensiero sugli argomenti del giorno. Il nostro numero è 340 6709 659. Tra pochissimo. Qui Parlamento. Ora il senatore Claudio Borghi, prego. Ricordare dopo 20 anni dalla sua morte la medaglia d'oro, caporeparto Nicola Calipari, è una grande emozione e vorrei invitare i colleghi a una riflessione. Di Nicola Calipari conosciamo il nome perché è caduto. Viceversa, le centinaia di casi in cui gli operatori del nostro comparto di intelligence riescono a salvare nostri connazionali, riescono a portare a termine delle operazioni tecniche che consentono a tutti noi di essere più sicuri in qualsiasi parte del mondo siamo e anche in Italia. Tutte le operazioni fatte in nome del popolo italiano e nel massimo silenzio, che sono la caratteristica del nostro comparto di intelligence. Tanti eroi di cui non sappiamo il nome e ben consapevoli che il loro nome non si saprà mai. Questa è la vera abnegazione. Questo è il vero interesse, al di là della fama, al di là del desiderio tanto vano di apparire, che è un po' una caratteristica dei nostri tempi. Invece noi qui abbiamo l'esempio di un eroe italiano che non avrebbe voluto essere conosciuto, che sarebbe stato felice di portare a termine l'ennesima impresa eroica. Sono state ricordate Simona Pari e Simona Torretta, ricordiamo Cupertino, Agliana, Stefio, tutte persone salvate da Nicola Calipari, e invece è caduto facendo scudo col suo corpo alla giornalista Giuliana Sgrena, che era in quel momento la sua missione, che era in quel momento tutto quello per cui lui era occupato, che era in quel momento tutto quello a cui lui stava dedicando, vale a dire la sua professione, il suo amore per l'Italia, il suo amore per gli italiani e il suo senso del dovere. Stiamo parlando di un eroe, stiamo parlando di una persona che dovrà rimanere nella storia d'Italia di fianco a nomi di altri eroi, Salvo d'Acquisto, Dalla Chiesa e così di questo tipo, che penso devono farci tutti fieri e devono essere un esempio per tutti, per i nostri figli. Raccontiamo ai nostri figli gli esempi di questi italiani in modo tale che possano essere anche loro fieri di essere parte di questa grande nazione. Qui Parlamento. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Lo frustano 74 volte per la canzone Anti-Velo. È accaduto in Iran.
Il cantante iraniano Mehdi Yarahi ha ricevuto 74 frustate come parte della condanna per una canzone che invitava le donne a togliersi il velo durante le proteste del 2022. L'uomo all'inizio di gennaio era stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere e a 74 frustate per la pubblicazione di una canzone illegale che sfida i costumi e la morale della società islamica. La canzone che ha fatto finire l'artista in prigione è Rosarito, che in persiano significa il tuo velo, in cui Yarrahi invitava le donne iraniane a togliersi l'hijab, mostrando il suo sostegno alle proteste che hanno scosso il paese nel 2022. Nel video della canzone, che abbiamo trasmesso precedentemente nello scorso programma e che avremo modo di ascoltare nelle prossime ore, appaiono donne senza velo che ballano mentre viene suonato Donna, Vita, Libertà, lo slogan delle proteste scatenate dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta il 16 settembre 2022 dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana per non aver indossato correttamente il velo islamico. Questo il piccolo ritaglio che fa notizia e che notizia sul quotidiano Libero. A proposito di appuntamenti da non scordare targati Lega, signori, la gazzebata dell'8 e 9 marzo, un motivo in più per incontrare la Lega in questi giorni e per parlare, ad esempio, del piano di riarmo nazionale o di quello di difesa europeo, dove mi pare di capire che siamo gli unici a avere le idee ben chiare. Scrive Letizia, i moderati, tra virgolette, Forza Italia, noi moderati, pezzi di PD, Azione, Più Europa, Italia Viva, che fa? Tutti che vogliono spendere 800 miliardi per creare un esercito, sempre quelli del vaccino e dell'ideologia gender. Ma stanno arrivando tanti messaggi su questo fronte. 8 e 9 marzo, signori, gazebata della Lega in Lombardia, ma non solo, in tutta Italia, per parlare di pace fiscale, per chi vive in questo paese, l'Italia, di pace mondiale, proprio sul fronte armamenti, il fatto che qualcuno ci voglia far spendere soldi e soldi per l'acquisto di armi. Chiaramente voglio sapere anche cosa ne pensate voi ascoltatori al 340 6709 659, ma in questo weekend in tutta Italia saranno 1000 le piazze che la Lega dedicherà proprio all'argomento pace. Ed eccole qua le motivazioni. L'impegno della Lega per i territori, questi che stiamo inquadrando, sono volantini che trovate facilmente anche sul sito legaonline.it. L'impegno della Lega per i territori sono Olimpiadi e infrastrutture, autonomie, decreto bollette, sanità, questa è la vera controinformazione, la nuova legge sulla sicurezza, e si parla anche di velo, il federalismo fiscale, la mobilità e la sostenibilità, la proposta della Lega per la pace fiscale. Questi sono i volantini che girano in questi giorni sui social targati Lega. Un appuntamento da non scordare a proposito di gender, il gender che esiste e come se esiste, venerdì 7 marzo, domani alle 18:30 in Valle d'Aosta, proprio ad Aosta, presso l'Hostel Ridu Cheval Blanche, intervengono Rossano Sasso, deputato della Lega Salvini Premier, che ha pubblicato proprio in questi giorni il suo libro Il gender non esiste. Simone Pillon, avvocato, già senatore della Lega Salvini Premier. Simone Perron, consigliere regionale della Lega in Val d'Aosta, insieme al capogruppo della Lega in Consiglio regionale valdostano, Andrea Manfrin. Se mi sentite dalla zona di Aosta o dal vicinissimo Piemonte, domani venerdì 7 marzo, ore 18:30, c'è Rossano Sasso che presenta il suo libro e ne parleremo anche su queste frequenze proprio domani mattina intorno alle 11. Oppressione
libertà, a difesa dei diritti di tutte le donne. Ecco un altro volantino bellissimo, importantissimo, proprio a proposito dell'hijab, pensando anche alla canzone del cantautore indipendente Mehdi Yarrahi, iraniano, che vi ho fatto sentire alle 9:30 e che probabilmente avrete modo di sentire nelle vostre orecchie più volte nei prossimi giorni. In questo weekend la festa della donna della Lega è anche questa: fare controinformazione. E quindi vittorie della Lega con il governo, codice rosso rafforzato, l'obbligo del PM di prendere in carico entro 3 giorni le denunce per la violenza di genere. Sì al fondo strutturale per il sostegno economico fino a 500 euro mensili alle donne vittime di violenza. Sì alla legge per rafforzamento delle norme a tutela delle donne vittime di violenza, aumento dell'assegno unico familiare e decontribuzione per le mamme lavoratrici, estensione del congedo parentale volontario usufruibile anche dai padri. Le iniziative della Lega? Pene severe per chi obbliga donne e ragazze a indossare il burqa in luoghi pubblici, istituzione del reato per gli stupri di gruppo islamici, il famoso Taharrush Gamea, sia alla legge e quindi lo stop all'inquinamento delle prove in caso di femminicidio, il contributo finanziario alle neomamme fino al 3° anno di vita del bimbo, lo stop a qualsiasi corso sulle teorie gender a scuola. Questi altri importanti volantini che trovate sul sito legaonline.it, con un saluto naturalmente al sindaco di Bologna e ai suoi salam aleikum. Il sindaco di Bologna, Lepore, festeggia il Ramadan e qualcun altro, avete sentito, propone che la chiusura del Ramadan diventi una festa nazionale. Autonomia. A che punto siamo? Quali benefici per i cittadini lombardi? Chi mi segue dalla Brianza, questa sera è d'obbligo l'appuntamento alle ore 21 di giovedì 6 marzo con il senatore Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega e segretario della Lega Lombarda, insieme a Alessandro Corbetta, presidente gruppo Lega in Consiglio regionale della Lombardia. C'è anche il sindaco di Briosco, Antonio Verbicaro. Appuntamento alla sala consigliare del comune di Briosco in Brianza proprio questa sera alle ore 21. Chiaramente siete tutti quanti invitati, l'ingresso è libero ed è una bellissima idea parlare di autonomia e spiegare che cosa sta succedendo sul fronte autonomia. Le notizie, per fortuna, sono buone. Presentazione del volume La vita è fredda di Giampiero Di Federico. È un appuntamento che non vi aspettate. Mercoledì prossimo, 12 marzo, alle ore 17 a Roma, presso la sala del refettorio, Biblioteca della Camera dei Deputati. I saluti saranno portati da Alberto Bagnai, presidente della commissione enti gestori, e la sua passione per la montagna e per le camminate in montagna la porta sicuramente in questo evento per presentare il volume La vita è fredda di Giampiero Di Federico. Ne discutono con l'autore un alpinista, giornalista e scrittore, Stefano Ardito, Fabrizio Barca, economista e già ministro della coesione territoriale, e Pino Calandrella, alpinista. Interessanti appuntamento che non vi aspettate in questo senso, ma il bello è proprio andare a spulciare gli appuntamenti particolari che trovate naturalmente, ve lo ricordo, sul sito legaonline.it, dove trovate anche tutti gli eventi, soprattutto quelli televisivi. WhatsApp 340 6709 659. Grazie ai complimenti naturalmente, ecco, e siamo in tanti a pensarla come te, scrive Battista, salutando Max che c'era prima in onda. La verità vera, temo più l'ombrello di Macron che il nucleare russo, ci scrive Elel. Non una di meno, non sono donne ma crotalesse in maschera, vivo da donna libera da 75 anni, scrive
la nostra ascoltatrice. Ma ci rendiamo conto che questo qui con la sua aria di vittima vuole far girare il mondo come vuole lui e non si ferma davanti a niente? Dovrebbe far paura e non suscitare benevolenza. Chissà di chi parlava. Non hanno ancora pronto un altro virus per un'altra pandemia e si sono inventati il pericolo Putin. E la Meloni è con loro, così almeno secondo questo ascoltatore, chiaro, quella ci vende tutti per il potere, non dobbiamo seguirla, non facciamoci ancora prendere per il culo. Quella che ha vinto le elezioni con il blocco navale e altre menzogne, vuole farci spendere decine di miliardi contro il pericolo Putin e intanto lascia entrare 100.000 cannibali l'anno, sicuramente molto più pericolosi del russo. Come vedete, alcuni ascoltatori sono piuttosto piccati, ma stiamo a vedere, la giornata è appena cominciata, signori, tutti con gli occhi verso il Parlamento europeo. Buongiorno, saluti a tutti. Io quando sento queste cifre inutili europee per la guerra mi tornano alla mente le torture finanziarie date alla Grecia dai franco-tedeschi, ci scrive Emilio da Mozzate. E poi ancora, ormai sentire la parola Ucraina mi viene il voltastomaco. Macron ha bevuto 2 bottiglie di cognac prima di fare il discorso? Non lo sanno quei deficienti dei giornalai pagati da USAID che se c'era la Kamala a quest'ora eravamo già sotto i missili russi? Ma fin dove si spingono questi musulmani? Aspettiamo che si impossessino delle armi in qualche caserma e si mettano sulle rotonde e ci impongono di non uscire più di casa? Saremo così conquistati definitivamente? Interessanti i messaggini che arrivano al 340 6709 659. Buongiorno, condivido quanto detto da un'ascoltatrice a proposito di aiuto fiscale a chi non ha pagato quanto dovuto. Ho distrutto in questi giorni le dichiarazioni del 1974. Ti lascio immaginare quanto ho pagato. L'Italia si mantiene sui contribuenti a reddito fisso, ci scrive Lidia da Novara. Macron, ma allora avete comprato sto ombrellino nucleare? Non ancora comprato? Non sappiamo, magari gratis, ce lo cede gratis a tutta l'Europa. Macron, lo vogliamo ricordare alle prossime elezioni, saluta perché è minoranza, ci prova, ma non conta più assolutamente nulla, scrive Pierre. Chi decide quali armamenti comprare? Da chi? Quali paesi riconvertiranno le industrie per produrle? Chi le gestirà a livello logistico? Chi le gestirà a livello tattico? Che Ursula chiarisca queste basi, poi se ne parli. E speriamo che se ne parli, perché se passa l'emergenza, non so. Scusa Sammy, una domanda, ma come fa Macron a dire che la Russia non si fermerà all'Ucraina? Segnalo al caro Macron che non mi risulta che in Europa ci siano altri territori russofoni che sono stati vessati da chi li governava, come è successo in Ucraina, e dove prima della guerra ci sono stati oltre 10.000 morti. Quindi presumo che la dichiarazione di Macron sia dovuta al fatto che lui possegga, oltre alla force de frappe, anche una sfera di cristallo. Ancora Luca, il secessionista, soldi per sforare il patto di stabilità incostituzionale non ce n'erano per sanità e dare più soldi ai lavoratori e ai pensionati italici. Ora i soldi spuntano come funghi e si può sforare il patto per le armi, per assecondare il senza gona di Macron Napoleon che vuole invadere i fratelli russi? Caro mio, la pensi proprio come la Lega. E devo dire anche, ci sono molti leghisti che dicono di non essere più della Lega o di non aver votato più Lega, che mi stanno scrivendo che sono diventati tutti di colpo della Lega. Wow! Bentornati con i piedi per terra, davvero? E non più in Forza Italia? Ma dai! Ciao Sammy, salva Milano, costruire anche nei cortili piste ciclabili invadenti e pericolosi, parchi come campi incolti, fumare in strada no, sala inconsapevole. Buona giornata. Dunque, per il riarmo i soliti tac con un battito di mani ci sono, mentre per gli italiani aspetta e spera che si possa eseguire un qualsiasi esame per la salute. Pazzesco, ci scrive Clara. Putin, per favore, invadi l'Italia e caccia via quei mamelucchi di europeisti che vogliono riarmare la Germania. Erminio, guarda,
Caro Semmi, è inutile che chiedi il sondaggio per armarsi o no. La Lega dovrebbe avere il coraggio di chiedere al popolo se uscire o restare in Europa, in questa Europa da matti, scrive Ferdinando. Strano che non si sente da qualche tempo le cacchiate di Giannini, che si sia tolto dai maroni. Sperem riarmare un super cannone e infilarci dentro la von der Leyen e Tajani, la donna cannone, ma è magra la von der Leyen. La Russia non minaccia nessuno, ha 11 fusi orari, territorio immenso, 6.000 testate nucleari, in pochi minuti l'Italia non esisterebbe più, il pericolo sono i pazzi dell'Europa, burocrati telecomandati. Von der Leyen si spari in testa, così ci libera dalla sua presenza. Alberto, non condividiamo ed è già tanto che te l'ho letto, chiedo scusa. Il duetto dei gatti obbrobrioso e inascoltabile. Alle 7:28 ogni mattina, ragazzi. È impossibile da trovare su altre radio. Ciao Sammy, ormai il vero il vero volto di questa Unione Europea sta pian piano uscendo e qualcuno già capiva dove ci avrebbe portato, ma quando si parlava nei gazebi ci ridevano in faccia. Vi ricordate con l'Eurosettimana corta e più soldi e la Grecia? Le favole sono fantastiche, la realtà è qui che si vede, ci scrive Marco. La cosa divertente è che una scala si calpesta con i piedi esattamente come si calpestano le idee dei pervertiti, scrive Marco a proposito di una certa scala LGBTQ+. Me ne vado, certo, è stato bello, grazie a Simone in regia, adesso io mi fermo perché arriva la Lega Liguria, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30. Avete ascoltato Potere al